Presidente, oggi si può parlare anche di un nuovo binomio, quello della sostenibilità e dell'anticorruzione, così? Sì, direi di sì. Poi l'affluenza di molti fondi PNRR impone un'attenzione particolare alla gestione dei fondi stessi, anche per evitare il rischio di restituzione di fondi. Ma poi è un'occasione incredibile per il nostro Paese di crescita, un Paese che può diventare davvero un Paese digitale, decarbonizzato, almeno essere sulla strada degli obiettivi europei del 2030 e del 2050. Tutto questo lo si può realizzare attraverso un'attenta gestione delle risorse, un attento utilizzo anche degli strumenti che le società in mano pubblica, le pubbliche amministrazioni, le società private hanno la possibilità di mettere in campo in una prospettiva anche di etica del comportamento che già da molti anni stanno perseguendo vari settori in cui si manifesta particolarmente la loro attività. Quindi il tema dell'anticorruzione va visto in una chiave nuova, più moderna, più adeguata, più calibrata, che punta al cuore del problema e che abbia degli obiettivi non solo di banale burocratizzazione delle attività e di complicazione delle attività stesse, ma di semplificazione e di efficienza. In tutto in una prospettiva anche di trasparenza che consente ai cittadini di verificare esattamente qual è la gestione delle risorse, quali sono gli obiettivi prefissati e quali sono gli obiettivi raggiunti. E proprio in questi mesi, parlando anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tante però sono le amministrazioni dei piccoli comuni, quelli intorno ai 5.000 abitanti, che si sono trovati nella difficoltà di spendere i soldi di questi fondi. E ad oggi ci si chiede come mai queste opportunità vengono rimandate indietro. Secondo lei, Presidente, perché? I cosiddetti comuni polvere vivono una realtà molto chiara. È quella di una efficienza e di un numero anche di personale che sia adeguata alla sfida che è stata loro affidata. In molte stazioni appaltanti in Italia, 36.000, dobbiamo ridurle. Il nuovo codice dei contratti, da poco entrato in vigore, ha questo obiettivo. L'obiettivo è anche quello del dimagrimento delle stazioni appaltanti e quindi di agevolare anche i comuni che non riescono a reggere l'impatto con questa grande opportunità per concentrare in poli, centrali uniche di committenza per l'appunto, i compiti che da soli i comuni non riescono a gestire. Questo, ci auguriamo tutti quanti, permetterà attraverso queste forme di aggregazione di poter garantire anche ai comuni uno sfruttamento adeguato di questa grande risorsa che l'Europa ci ha concesso in qualche modo.